Il Sant'Agata fa Harakiri anche in casa e contro il Locri conosce la seconda sconfitta consecutiva del campionato. I biancoazzurri di Raciti, reduci dal KO esterno contro il Sambiase, non riescono a riscattarsi e alla fine, pur giocando una buona gara, devono cedere i 3 punti alla cinica formazione calabrese. E sono proprio gli ospiti a sbloccarla dopo 7 minuti grazie a Pelle che da pochi passi e complice anche una deviazione supera Minguzzi portando in vantaggio i suoi. Ma è una gioia che dura poco per la squadra calabra. Infatti al 15° i locali rimettono tutto in parità quando Manfrellotti con un potente destro fulmina Domini riportando la sfida sui binari dell'equilibrio. Per l'attaccante biancoazzurro si tratta della 4ª rete in campionato. Il Sant'Agata ci crede e solo 3 decisive parate di Domini su Catalano dalla bandierina prima, sulla conclusione da fuori area di Nunziante poi e sul diagonale di Manfrellotti infine negano loro la gioia del vantaggio. Interventi che risultano decisivi e così al minuto 33 il Locri rimette la freccia quando Reis aggancia in aria e col sinistro mette alle spalle di Minguzzi il 2-1 per i suoi. Prima dell'intervallo il Sant'Agata si riporta in avanti ma la botta di Nunziante non trova lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa centra invece il Locri quando al minuto 3 ancora Reis fulmina Minguzzi da pochi passi firmando così la sua doppietta personale e il gol che vale il 3-1 per i calabresi. Ma il Sant'Agata reagisce ancora una volta trovando il gol del 2-3 con Pussetto che di testa mette in rete il corner di Catalano riaprendo di fatto la sfida. Con i biancoazzurri in avanti alla ricerca del pareggio gli ospiti avrebbero poco dopo anche la chance per mettere a segno il poker, ma prima Reis è fermato dal decisivo intervento di Minguzzi e poi Gualtieri tutto solo davanti al portiere spara incredibilmente sul fondo. Così nel finale il Sant'Agata tenta l'assalto disperato e solo 2 super parate di Domini su Catalano da calcio piazzato e sul destro a colpo sicuro di Manfrellotti negano ai biancoazzurri la gioia del pareggio, pari che non arriva nemmeno in pieno recupero quando Brugaletta col destro non centra la porta per questioni di centimetri. Il Locri sale in classifica a quota 16 punti e stacca proprio il Sant'Agata che rimane fermo a 13 venendo risucchiato nella bagarre play-out.